a tutti da Gwendalina Ferro. Oggi in studio con me vice sindaco della città di Adria, Federico Simoni. Ciao Federico. Ciao, buongiorno a tutti. Andiamo subito a gamba tesa, entriamo subito in argomenti che sono insomma per stare sul pezzo, no, di cronaca. Qual è la posizione del comune di Adria per quanto riguarda l'impianto di fanghi di tanto fa discutere in questi giorni, in queste settimane, di Loreo che è previsto nella zona AIA, proprio al confine, diciamo, sì, no, con il comune di Adria? Beh, noi la posizione nostra ufficiale l'abbiamo espressa durante il Consiglio Comunale più o meno a metà dicembre, e con una lettera del sindaco che poi è stata letta in Consiglio Comunale ed è stata anche inviata alla Regione. E il comune di Adria non è contento per niente che venga realizzato questo impianto in quella zona lì, perché siamo un comune turistico, la Porta del Delta, e la vocazione ovviamente del nostro territorio deve essere assolutamente vista dal punto di vista turistico di visitazione. E siamo preoccupati poi per quanto riguarda l'aumento anche del traffico dei camion, poi è un traffico pesante, e è un'attività privata sulla quale però come amministrazione abbiamo chiesto, come hanno fatto anche altre amministrazioni, che sia un ente pubblico quale Acquavenete in questo caso, che poi faccia tutti i controlli del caso e addirittura che possa pensare a una gestione diretta di quello che è l'impianto. Ovviamente è tutto in itinere, le autorizzazioni non sono ancora arrivate, si è in attesa delle autorizzazioni del Ministero, tante le osservazioni presentate. Siamo in attesa. Noi abbiamo fatto quello che potevamo ovviamente come amministrazione confinante e non come amministrazione su cui poi insiste urbanisticamente ecco l'area. Quello che si poteva fare l'abbiamo fatto. Certo, quindi è un secco no a quello che è l'impianto previsto a Loreo. Sì, è un no, ovviamente dal punto di vista di politico, poi non può essere un no tecnico, nel senso che non abbiamo competenza e non abbiamo, e su questo ovviamente demandiamo agli enti competenti. Siamo sicuri che gli enti competenti stanno facendo e faranno il migliore analisi possibili, immaginabili, ognuno per la propria parte di competenza per quanto riguarda proprio le emissioni, che sono quelle poi che ci preoccupano di più. Certo, a livello proprio di salute pubblica, esatto. Chiaramente. E quindi nei prossimi incontri, come avrai letto, no? Il prossimo incontro sarà uno in quel di Loreo, un altro successivamente di nuovo a Rosolina. Sì. E quindi sarete presenti, perché io mi ricordo, ho visto te anche il sindaco al palazzetto di Rosolina. Allora noi ci siamo stati a Rosolina, poi io sono stato, non poteva il sindaco, anche a Loreo quando in sala consigliare hanno fatto l'altro incontro, adesso vengono fatti altri due incontri, ci stiamo organizzando per esserci, insomma, perché ovviamente gli impegni sono tanti. Abbiamo ascoltato tutti e credo che sia fondamentale la conoscenza in ogni questione che uno affronta, soprattutto quando fa l'amministratore, deve avere la più ampia conoscenza possibile di tutte le tematiche per poi fare sintesi e darsi anche delle risposte. Noi la linea, ripeto, è quella che abbiamo già dichiarato in Consiglio Comunale. Ecco. Certo, la zona in cui verrà fatto, abbiamo detto zona AIA, ma lì vicino c'è l'autodromo, ci sono novità sull'autodromo? L'autodromo, le novità sembrano, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, incrociamo le dita, sembrano buone, nel senso che sembra si stia definendo finalmente le questioni pendenti su, diciamo, questione autodromo, che poi non è solo per quanto riguarda la gestione dell'autodromo, ma lì c'è la questione del fondo, delle proprietà, quindi è un po' intricata anche giuridicamente. Certo. Non di facile comprensione anche per noi, per carità, anche perché poi sono vicende private che quindi sono informazioni che si riescono o non si riescono ad avere. Il fatto sta che noi siamo certi che c'è stata, pare ci sia una definizione del caso e che a breve dovrebbero ripartire con l'attività, che ovviamente la prima cosa è la sistemazione dell'area e dell'autodromo, perché come avete visto tutti ovviamente in questi anni di abbandono l'area è andata in dismissione. Però ecco, noi abbiamo avuto qualche settimana fa, abbiamo visto i trattori che cominciavano a tagliare l'erba e avanti e indietro di camion, di macchine, di gente, che quindi vuol dire che qualcosa si è mosso, perché ovviamente era un sito confiscato, per cui c'è qualcosa che si muove. Noi abbiamo delle info informali positive e siamo molto felici, e siamo in attesa ovviamente che le info informali poi diventano qualcosa di formale, e le traduco io, ho sentito tra gli humors, insomma, anche quella che dovrebbe partire per prima, insomma, caso giudiziario permettendo, è la zona del kart. Sì, la zona del kart, che è l'ultima fatta. Esatto, l'ultima fatta, quella che lavorava di più nell'ultimo periodo, esatto. Che è anche la più facilmente è più facile da mettere in sesto, diciamo, da riavviare, e poi si attenderanno quando sarà, insomma, ripeto, con tutti i sia del caso, anche le gare, le prove ufficiali, perché poi sai, le federazioni hanno bisogno di dare tutta una serie di permessi, però intanto
vedere che ci sta muovendo qualcosa fisicamente, insomma, che noi abbiamo in mente quei trattori che cominciano a tagliare l'erba. Allora, come si dice da noi, no, in Veneto, non si muove foglia se non tira vento. Sì, infatti. E quindi vuol dire che qualcosa si è mosso, insomma. Sì, e quindi ritornare, il fatto che Adria ritorni in quello che è il circuito, no, internazionale, esatto. Tanta roba, come si suol dire, e perché innesca tutto l'indotto che fa tanto bene. Esatto, per il quale poi anche il sindaco dell'amministrazione promosse quel sit-in, diciamo, davanti all'autodromo, un po' per dare una scossa anche alle istituzioni e comunque a chi era ed è deputato a seguire tutta una fase così complessa di un fallimento e di una situazione che come si è venuta a creare. Può essere che anche quel sit-in abbia dato quella scossa o comunque abbia contribuito a darne in modo. Certo. Tutto serve, secondo me, quando si fa tutto assieme, tutto serve, e le realtà locali non solo di Adria ma di tutto il circondario, arriviamo fino a Chioggia ma arriviamo anche fino a Villadosa, Rovigo, tanti bed and breakfast, tanti hotel, tante attività, lavoravano molto, soprattutto nel weekend ovviamente, con tanta gente che veniva da fuori, e anche tanta gente, perché è giusto dirlo, chi frequenta l'autodromo è anche gente benestante, gente che può permettersi di spendere soldi per divertirsi e correre in macchina o in go-kart, e anche quel portafoglio pieno che può anche spendere poi qualcosina in più. Ecco, il contraccolpo locale a livello soprattutto del Delta è stato importante, certo, negativamente parlando, però noi stiamo aspettando il contraccolpo che sia positivamente e altrettanto importante. Speriamo che insomma la questione giudiziaria si risolva, che si sa che è parallela a quella politica, esatto. Non può entrare, però se la politica può aiutare muovendo quella che è la comunità o comunque chi è dell'ambiente, serve per mobilitare, chissà, insomma, che possa contribuire, come hai detto te. Rimaniamo sempre nelle tue deleghe anche da assessore oltre che da vice sindaco, rimaniamo sulle attività produttive, no? E parliamo di commercio. Quali iniziative su quali iniziative state lavorando? Come ho visto che è stata fatta una riunione poco tempo fa, no? Sì, per quanto riguarda appunto i prossimi mesi. Allora, le iniziative sono molteplici. Il settore dell'attività produttiva ovviamente è vasto, voglio dire, va dall'agricoltura al commercio all'impresa artigiana piuttosto che industriale. Noi abbiamo messo in campo, da quando siamo stati eletti, una serie di misure anche di agevolazioni fiscali. Abbiamo ad esempio tolto, per quanto riguarda i commercianti, la cosiddetta odiosa tassa sulle tende, quindi l'occupazione del suolo pubblico delle tende che aggettano, si dice, sul suolo pubblico. Ecco, questa è una misura che va a toccare oltre 100-120 attività tra commercianti e esercenti piuttosto che parrucchieri. Lì si va da una cifra dagli 80 ai 150 euro all'anno, sono pochi, sono tanti, però è una misura che da quest'anno in poi, dal 2025 in poi, ad Adria non si pagherà più. Abbiamo fatto, ad esempio, per quanto riguarda adesso, dopo magari lo legheremo a un ragionamento fatto sul PNRR Corso Garibaldi, una riunione con gli ambulanti per poter ritornare con una sede così originale del mercato, e questo va a incentivare il mercato rionale, intendi, no? Sì, è il mercato settimanale, che è uno dei più grandi della provincia, anche uno dei più storici, con oltre 130 ambulanti, insomma, fissi. Stiamo parlando di magari dopo lo affronteremo parlando un po' dei lavori in corso Garibaldi, però stiamo parlando anche di una serie di attività. Abbiamo ridotto l'IMU agricola, ecco, l'anno scorso, anche quest'anno, quindi per chi è coltivatore diretti comunque non ce l'hanno, ma per chi è agricoltore ha una diminuzione già dall'anno scorso dell'IMU agricola. Ecco, sono misure che sembrano poche cose, ma sono 20.000 di qua, 20.000 di là, alla fine nel bilancio pesano, un bilancio che quest'anno ha visto comunque un taglio centrale, diciamo così, dal governo, che non c'entra questo governo e tutti i governi ormai che si susseguono negli ultimi 15 anni, che tagliano sempre gli enti locali, 300.000 euro in meno, ma siamo riusciti comunque a mantenere in piedi tutte queste agevolazioni. Adesso ne ho citate due. Per quanto riguarda le attività produttive, noi stiamo incontrando anche le aziende più grosse per capire che bisogni hanno anche di viabilità, per poi poterci muovere sui tavoli magari più in alto di noi. Certo, ritornando a Corso Garibaldi, quando verrà riaperto? Quando è che ci potrà? Diciamo per Pasqua, dopo che sia prima o dopo Pasqua, diciamo per Pasqua. Cosa manca di fatto? Ma si sta facendo adesso la segnaletica orizzontale e la verticale,
Poi praticamente finita, dopo va fatta la presa in consegna da parte del comune che è proprietario, insomma, adesso ce l'ha in consegna la ditta. Quando la ditta finisce i lavori viene fatto il collaudo delle opere, quindi tutta la parte non solo tecnica, esatto, amministrativa, e poi viene riaperto, quindi diciamo per Pasqua, e una settimana dopo, diciamo una settimana massimo 2 dopo, ritorna lì anche il mercato settimanale, quindi ritorna tutta la normalità. Un'altra domanda era dove si metteranno, perché c'è meno posto. Dove erano prima c'è meno posto, perché la sede stradale è stata ristretta, forse un po' troppo a nostro avviso, si poteva pensare a restringerla 1 metro in meno, però si farà comunque, il mercato sarà senza soluzione di continuità, quindi sarà un mercato che sarà su fila unica in quella zona lì, perché 2 banchi di fronti non ci possono stare per via delle misure di sicurezza, insomma servono 3 metri minimo per il passaggio dei mezzi di soccorso, esatto, però ritornerà lì dove era, allo stesso posto di prima, e useremo Piazza Bocchi anche per gli ultimi banchi, diciamo, che degli ambulanti che non ci stanno, ma l'abbiamo rivisto in senso positivo, perché era 30-40 anni che non veniva rivisto. Abbiamo rivisto tutte le posizioni, le misure, quindi abbiamo permesso delle misure anche un po' più larghe. Erano misure vecchie di 40 anni fa, oggi gli ambulanti hanno dei camion da 9 metri, cioè hanno dei banchi molto importanti, e li faremo stare tutti più comodi. È cambiato, insomma, a livello urbanistico è cambiato anche di conseguenza la posizione delle banche durante il mercato. Sì, diciamo che saranno sempre lì, solo dove sarà una doppia fila, sarà fila unica, verrà un po' allungato, ecco, ma sarà sempre lì. Certo, rimaniamo sui piani PNRR, no, che avete ereditato, perché erano dovuti, no? Sono partiti con il Covid, dopo il Covid, per agevolare, quindi avete ereditato tutta una serie di progetti che hanno diciamo scadenze cadenzate, che se non vengono rispettate significa perdere i finanziamenti, perché questa è la prassi del PNRR. E a parte Corso Garibaldi, che appunto ci hai appena detto che a breve, insomma, per Pasqua sarà riaperto, quali altri, qual è il punto della situazione degli altri PNRR? Allora, non dirmeli tutti, perché so che c'è una marea. Sono decine, diciamo sono circa 22 milioni e mezzo di PNRR che ha ottenuto il Comune di Adria, appunto come dicevi tu. Il Covid nella tragedia del Covid poi c'è stato un piano appunto di nazionale di ripresa e resilienza, per cui a livello non solo italiano ma europeo si è dovuto fare un qualcosa e dare uno scossone, diciamo così, uno shock economico forte agli stati per poter ripartire. E il Comune di Adria ha presentato vari progetti e ha beneficiato di molti finanziamenti. I principali, diciamo, che poi sono quelli che la gente forse vede di più, e abbiamo questo qua del Corso Garibaldi, sono 3 milioni di opera. Abbiamo il PNRR Ponti, che sono stati rifatti 2 ponti perché erano malorati e andavano sistemati, Canareggio e Beniamino Gigli, circa €1 milione, e poi abbiamo avuto anche il passatore, il ponte del Passatore, o altri lo chiamano il Calatravino, no? Perché assomiglia un po', però ha avuto, dopo 8 anni, una quindicina d'anni di utilizzo, ha avuto delle problematiche che si sono state accentuate. È andato il famoso colpo da KO finale, che sembra una battuta, ma è passata una moto di sera, di notte, 2 moto sono passate sopra il ponte, che però è fatto un ciclo pedonale ma non tiene le moto tipo le BMW, quelle pesanti. Hanno spaccato degli assi, e quindi è venuta meno la sicurezza. Togliendo gli assi si è visto che sotto avevano fatto altri malanni. A quel punto è stato sistemato tutto, messo in sicurezza, 120-130 mila euro di opera. Che mi dicevi che non sono per precisare il PNRR. Non sono PNRR, sono extra fondi trovati in bilancio. Certo, ma era un'opera da sistemare. Esatto. Insomma. Poi abbiamo un PNRR sulle ERP Borgo Dolomiti, cioè l'edilizia residenziale pubblica. Borgo Dolomiti è stato rifatto, manca veramente poco, 4 appartamenti in una palazzina, completamente efficientata dal punto di vista energetico, e anche qua sono 1,5 milioni di opere, insomma importante, una palazzina che va in classe, credo sia in classe A, e quindi un miglioramento anche dal punto di vista di efficientamento energetico, quindi di consumi e inquinamento. Ma per parlare dell'asilo nido, l'asilo nido è un altro PNRR importante. L'asilo nido di Adria è stato rifatto, uno nuovo dietro l'attuale esistente, 2,5 milioni di opera, avrà 60 posti e sono espandibili fino a 75, ed è antisismico, è fatto in maniera totalmente migliorativa rispetto al precedente. E poi il precedente verrà dismesso, abbandonato, abbattuto, ma qua a breve, nel giro di brevissimo, e lì ci crea un parco davanti
abbattuto perché non aveva l'antisismica, quindi metterci mano costa troppo e hanno preferito, e su questo la misura insomma PNRR, farne nuovi con tecniche di costruzione nuove. Ed è veramente bello l'asilo nido nuovo, e poi c'è un aumento di posti, e quindi è un'opportunità che non da poco, non solo per le mamme di Adria ma anche di fuori, perché vengono anche da fuori Adria insomma a portarlo al nostro asilo nido. Ci sono persone che lavorano ad Adria, portano i bambini, sì, esatto. Quindi poi abbiamo sul PNRR aree verdi, un altro €1 milione, sistemazione, piantumazione, migliorie dei giochi, parchi giochi, implementazione dei giochi nelle aree verdi. Abbiamo il PNRR frazioni. Sì, rimanendo sulle zone verdi, quella famosa rotonda di entrata, no, alla città. E fa parte del PNRR verde anche quello lì. Quindi va avanti, perché mi ricordo che c'era appunto questo progetto. Parliamo di quella che è al centro commerciale del Porto? Parlo di quella. Sì, si stanno facendo i lavori in questi giorni, basta passare. Perché lì c'era appunto anche il contributo dei ragazzi della scuola. Sì, hanno fatto il progetto con i ragazzi della scuola, e adesso stanno facendo i lavori. Credo che a breve, nel giro di qualche settimana, sarà finita, e saranno contenti anche i ragazzi, magari verranno all'inaugurazione. Adesso noi stiamo finendo tutti i lavori, e le inaugurazioni poi le cadenzeremo, insomma, un po' alla volta. Poi sempre un altro importante finanziamento PNRR sulle frazioni, sono stati sistemati tutti i monumenti, i centri civici nelle varie frazioni, un altro €1 milione. Insomma, state portando avanti tutta questa, siete al passo, diciamo, con i tempi esatto. cadenzati dai progetti, che insomma è altri soldi importanti su una bonifica da 3,5 milioni più 800.000 della regione, l'ex Soce, che è un'area inquinata in Viale del Sorgimento. Abbiamo efficientato parecchie scuole con il PNRR, anche lì sia PNRR che conto termico, quindi il Vitorino da Feltre, la scuola Manzoni, insomma, sostituzione di infissi, edifici pubblici importanti, perché ci sono i ragazzi che vanno a scuola. Cambiamo un attimo delega, andiamo sulle associazioni. Sì. E avevo letto, insomma, avevi portato avanti il progetto, insomma, il bando per distribuire e spalmare appunto dei contributi alle associazioni che sono iscritte all'albo, corretto? Esatto. No? C'è un registro che è stato messo in piedi ancora nel 2010, ero già assessore nel 2010, abbiamo messo in piedi un registro comunale delle associazioni proprio per censirle. E l'anno scorso, quindi 2024, ma anche 2023, abbiamo fatto da subito il bando per i contributi. Nel 2023 abbiamo messo un plafond di 15.000, l'anno scorso di 20.000, e il bando quest'anno? E quest'anno non abbiamo ancora fatto il bando. Il bando per il 2025 lo faremo da metà anno in poi, una volta che vediamo quante somme riusciamo a recuperare nelle pieghe del bilancio, con le variazioni. Sì, diciamo che adesso stiamo facendo, è stata fatta l'istruttoria, verrà fatta la liquidazione, come dicevo, entro fine marzo, settimana più settimana meno, per quanto riguarda il bando 2024, quindi hanno avuto tempo fino al 31/12 per presentare le domande. Sono oltre 20 associazioni che hanno presentato la domanda. Avremo bisogno di alcune richieste di integrazione documentale, perché ovviamente, ma succede sempre così in tutti i bandi, insomma, perché manca una carta, manca una dichiarazione. Rispetto all'anno scorso, quest'anno qualche soldo in più e soprattutto qualche associazione in più. Il bando è fatto con dei criteri molto chiari, i premianti sono se hai più bambini, se fai più attività, se fai più attività non solo locale ma anche provinciale, regionale, eccetera, se fai dei progetti, e quindi sono punti chiari. C'è da dire che questo è un bando contributi ordinari. L'anno scorso abbiamo dato però a tutte le associazioni, se andiamo a sommare non solo i 20.000 del bando, ma i 10.000 per il Natale, i 5.000 per la Befana, i 15.000 per Adria d'estate e tutti gli altri contributi straordinari che abbiamo erogato, l'anno scorso 2024 abbiamo erogato circa 100.000 euro alle associazioni di Adria, ed è una cifra importantissima, molto più alta che nel passato. Quest'anno non so come saremo messi a bilancio, l'anno scorso abbiamo avuto una congiuntura favorevole e d'accordo con i colleghi della giunta del sindaco le abbiamo destinate a quelle attività, a quelle associazioni che tanto fanno per la nostra comunità, perché ormai le associazioni di volontariato, sportive, culturali, eccetera, sono attività, diciamo così, quasi che vanno complementari a quelle dell'amministrazione comunale, e tante cose non si potrebbero fare senza di loro, e quindi è giusto sostenerle. Sono importanti, certo, è una cosa, insomma. Ringraziamo tutti i volontari che si adoperano
a beneficio della comunità e anche del prossimo, insomma. E questi soldi, sia chiaro, sono contributi che vengono dati alle associazioni per permettere loro di acquistare materiale, ma non di pagare. Ecco, i volontari sono volontari per definizione, perché loro si danno da fare perché credono in un progetto, in una missione, però hanno bisogno di sostegno, perché ovviamente solo il volontario senza avere il sostegno è dura, e quindi è giusto che le associazioni di Adria sono molto strutturate e lavorano molto tra di loro, a volte anche troppo. Allora c'è bisogno nel senso, a volte c'è bisogno di contenere la loro foga, ma questa è una cosa positiva secondo me, perché ad Adria si fa veramente tanto con le associazioni. Indicativamente quando verranno distribuiti i soldi del bando? Nel giro di un paio di settimane. Quindi diciamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando, no? Delle associazioni che hanno fatto le richieste e avranno risposta. Chiedono, anche l'anno scorso hanno chiesto come siamo messi. Diciamo che l'istruttoria è sempre un po' più lunga del solito, poi abbiamo una persona che segue solo sta cosa, non solo sta cosa qua, ecco, che fa l'istruttore, quindi fa tante cose e ecco, io su queste cose qua lascio fare giustamente agli uffici, anche perché hanno dei criteri molto chiari, devono essere assegnati dei punteggi, quindi. Certo. Cambiamo argomento, andiamo sul famoso proprio perché parliamo del memoriale di Umberto Maddalena. Sì. È stata acquistata l'abitazione, no? Esatto, è stata acquistata l'abitazione dalla precedente amministrazione in vista di un progetto di rivalutazione e visitazione, ecco, di botteghe, ma proprio dal punto di vista storico-culturale e anche onorando la memoria, insomma, di Maddalena, storico aviatore, ecco, non solo di botteghe, ma conosciuto ormai in tutta Italia. È un progetto interessante che ha bisogno, come ho detto anche poco tempo fa, ha bisogno un attimo di un po' di tempo per germogliare, no? È un po' come la pianta di fico, serve il tempo per crescere e per dare i frutti. Stiamo con l'associazione Umberto Maddalena, che si prodigano veramente tanto, mettendo in piedi anche quello che è non solo il progetto del memoriale, ma la ricerca dei fondi e poi il progetto di gestione, perché non è solo metterlo in piedi, poi va gestito, e su questo ovviamente con l'associazione abbiamo interlocuzioni in corso continue e costanti. Dovremmo vederci anche a breve per l'ennesimo incontro, perché sono tasselli che si mettono insieme un passo alla volta. Certo. Si compone un puzzle che poi magari all'inizio non dà un risultato sperato perché lo vedi a chiazze, no? Però devi aspettare che sia completato. E siccome è un progetto che deve essere messo in rete con gli altri progetti turistici di visitazione e di memoria che ha Adria, e anche museale, il museo diocesano che appena è stato inaugurato, è partito parecchi anni fa, anche loro ci hanno messo tanto a completarlo. E c'è il museo dell'archeologico nazionale, abbiamo il conservatorio, il teatro, abbiamo veramente tante eccellenze storiche del nostro comune che messi in rete e possono creare quel turismo di visitazione che, ripeto, è molto utile, e lo dicevo anche prima all'inizio, nel nostro territorio, ed è forse una delle peculiarità del nostro territorio. Abbiamo la natura e abbiamo l'arte e la storia, e vanno messi in rete tra di loro. Ti do un assist, perché qualche giorno fa ero in Regione Veneto per una conferenza stampa e parliamo appunto con l'assessore Caner, che ha predisposto dei fondi per le infrastrutture, e parlo di pontili, quindi anche per nuove infrastrutture. Si è pensato, magari non dico solo l'associazione, ma come amministrazione, avete pensato magari che si potrebbe fare un attracco, un pontile nuovo a ridosso, diciamo, in quella che è la Casa Maddalena? Allora, ci avevamo già pensato ancora un annetto e mezzo fa, e la regione sta spingendo sulle sistemazioni di queste infrastrutture. Noi adesso abbiamo appena sistemato, insomma, grazie al Parco del Delta, insieme al Parco del Delta, trovando dei fondi per sistemare, si è sistemato il pontile, quello che è, diciamo così, di fronte al centro commerciale del porto, zona ospedale. Sì, ma questa è proprio una nuova legge. E che questa qua, la nuova legge che è appena stata presentata, va, diciamo così, in continuità con quelle misure che sono già state fatte, e alcuni comuni in Alto Polesine hanno già beneficiato di alcune misure. Ma ti dirò di più, anche Pila. Esatto. Era Ariano nel Polesine, che è a Punta Santa Maria in Punta, scusami, e Fratta Polesine per Molino Pizzon, per capirsi, cioè le tre infrastrutture. Hanno proprio, ripeto, ho fatto una conferenza stampa dicendo che hanno devoluto, insomma, questi contributi per queste tre nuove ma anche potenziate, insomma, infrastrutture. Quindi, siccome ha annunciato l'assessore che per il prossimo anno rimpinguerà
perché insomma il prossimo anno sappiamo di cosa stiamo parlando. È una scadenza importante esatto. per la regione. Quindi l'ha annunciato in conferenza stampa, quindi ha detto bene anche per il Polesine, magari anche per Adria. Bisogna fare sistema. Bisogna fare sistema, perché è un progetto che non interessa solo Adria o Bottrighe, bisogna fare sistema, e quindi su questo bisognerà mettersi seduti attorno al tavolo con i colleghi amministratori degli altri comuni per fare in modo che quel pontile venga utilizzato non solo per Adria o per Bottrighe, ma possa essere utilizzato anche per i comuni limitrofi, perché poi un pontile sul Po è importante, quindi sono opere importanti, non semplici da realizzare. Lì c'era un vecchio pontile e secondo me su quel sito lì bisogna pensare a un qualcosa. Ecco, vice sindaco, pensaci bene. Ci pensiamo tutte le notti. Tra le varie cose pensa bene anche a questa cosa. E un'altra cosa, cambio discorso e vado sulla ciclabile famosa Adria Vagliera, no? Che aveva fatto tanto discutere proprio per l'investimento importante che è stato utilizzato, ma questo si sa, non era solo i 2,5 km, ma il fatto che c'erano vari enti, no, di interessati, vedi Genio Civile, vedi Ferrovia, vedi, che praticamente non aveva permesso che la ciclabile mettesse non solo in sicurezza chiaramente pedoni e ciclisti, no? Ma che non potesse essere semplicemente parallela alla strada regionale 443. Perché? Perché c'è una cosa consorziale, quindi anche il consorzio di bonifica era interessato, non si poteva passare di lì e quindi si deve passare praticamente la strada, no? Attraversare quella strada lì. Dopo un certo punto c'è insomma chi la sta frequentando, perché è finita, giusto? Sì, è finita, l'opera è completata, è stata collaudata e consegnata dalla ditta. Veniva utilizzata molto all'inizio, era un po' la novità, no? Quindi anche tante persone di Adria andavano lì solo per correre, fare footing e vedere la ciclabile. Ora l'utilizzo è inferiore. L'opera è un'opera importante per la frazione. Io a suo tempo feci un ragionamento che avrei potenziato di più l'altra ciclabile già esistente, magari quei fondi lì avrei girati su una ciclabile Adria Bottrighe, e lo dissi tanti anni fa e sono ancora convinto di questo. Questo non vuol dire che l'opera non sia importante, le avrei studiate in maniera diversa. C'è da dire che bisogna continuare, a mio avviso, con l'opera di collegamento tra le frazioni e il capoluogo, certo. e Adria, insomma. Quindi... Ma so appunto che quella lì era legata nello specifico a una legge, quella del 92, che era sul discorso della criticità della strada. Infatti lì non ci si può augurare andare a piedi o in bicicletta. No, non è praticabile, no, assolutamente, perché è a fianco di una regionale. È a mirino, voglio dire. Esatto. Strike, no, da parte degli automobilisti proprio per la pericolosità, vedi gli alberi, no, che sono appunto, ecco, questo per dire cosa. Quando verrà inaugurata questa? Allora, l'inaugurazione non è stata calendarizzata, ma anche perché nei fatti la gente la sta usando da tanto tempo. Infatti si vede. Diciamo che noi siamo un po' più legati come amministrazione a fare le cose, a volte le comunichiamo anche poco, secondo me. Sicuramente, te lo dico io. Le cose che facciamo, siamo più preoccupati a fare piuttosto che a dire, no? E quella ciclabile lì è diventata di fatto aperta, si è autoinaugurata, diciamo così. Non è stato calendarizzato ancora nessun tipo di inaugurazione. Non so se mai la faremo, perché può sembrare anche quasi anacronistico farla a un anno e mezzo dall'apertura. Però voglio dire, è una delle opere, e spero che ce ne saranno anche altre, di collegamento con le frazioni. Io ho in mente Bottrighe, perché è la frazione più grande, teniamo presente che fa 2400 abitanti, è più grande di forse quasi la metà dei comuni della provincia, popolosa, e ha bisogno di un collegamento importante. Ci sono 2 vie da poter utilizzare, però è ancora, diciamo così, sulla carta delle idee, ecco. Però bisogna trovare nel corso dei prossimi anni qualche fondo anche lì per arrivare a collegare Bottrighe. Insomma, siete a caccia di altri bandi. Siamo sempre a caccia di bandi. L'ultimo che abbiamo portato a casa sono 100.000 euro dalla Regione Veneto per la sistemazione del campo sportivo di Baricetta. C'era già un progetto della precedente amministrazione, noi è uscito un bando dell'impiantistica sportiva, abbiamo partecipato al bando, siamo riusciti a essere finanziati, quindi i soldi che come fondi di bilancio mettavamo per andare a cofinanziare l'opera insieme a Fondazione Cassa Risparmio 40.000, c'erano un'altra 100.000 euro del comune. Facendo così invece ce li dà la regione, quindi quei soldi lì noi riusciamo a utilizzarli dove? Siccome li prendevamo per l'efficientamento energetico dell'impianto sportivo, da dei fondi a disposizione nostra da parte della ditta che ha la gestione della pubblica illuminazione, li dirottiamo ovviamente
quell'utilizzo dei fondi alle frazioni. Infatti l'abbiamo anche già dichiarato, è stato fatto tutto uno studio su ogni frazione dove mancano i cosiddetti punti luce o collegamenti proprio di punti luce, quindi illuminando zone buie, strade frazionali che sono buie, e circa 80-90 mila euro verranno messi a breve in quest'anno, insomma proprio a terra, per illuminare le frazioni che sono prive e i collegamenti privi di pubblica illuminazione, e abbiamo preso i fondi da quel plafond lì, che così, avendo risparmiato i famosi 100.000, li giriamo là. Ecco, non è che li teniamo per chissà cosa, avevamo già pensato di io speravo molto, esatto, si pensava, dopo cosa vuoi, la politica è fatta anche di dichiarazioni, controdichiarazioni e di prese di posizione, no? Insomma, sei assessore al bilancio, sì, esatto. Quindi ti guardo bene, come si suol dire, perché sì, avevano anche accusato qualcuno di aver perso quei fondi. I fondi non sono mai stati persi, eravamo solo in attesa di vedere che la regione scorresse la graduatoria, lo ha fatto, e quindi quei fondi li abbiamo risparmiati, ma usati subito per un altro progetto. Insomma, okay. Le frazioni le vedranno a breve. Insomma, in tutto questo contesto di fondi PNRR che state portando avanti, proprio per quello che dicevamo prima, perché i tempi sono cadenzati, eccetera, qual è la visione di questa amministrazione per il prossimo futuro? La visione... Su cosa state lavorando, in parole povere? Stiamo lavorando molto intanto, ed è questa la visione per forza di cose, in sinergia con le altre amministrazioni e con le altre istituzioni. Diciamo che nessuno si salva da solo, e mai come in questi periodi qua. Scusami, c'è bisogno di fare sinergia. Ecco, quello che noi stiamo portando avanti anche con la presentazione del progetto della rotatoria che va da Adria a Cavarzere, diciamo che lì c'è un punto focale, ma anche di un sottopasso di collegamento con la regionale Via Risorgimento e strada regionale 443. Stiamo ragionando per potenziare la viabilità, perché è uno dei nodi cruciali, critici della nostra città. Più viabilità porta anche ovviamente al più flusso veicolare, maggior circolazione, ed ecco che può diventare attrattiva Adria anche per gli insediamenti produttivi. Noi come comune non abbiamo terreni di proprietà comunale da poter dire li diamo via a un prezzo basso per chi vuole insediarsi. Il comune non ha solo un terreno, ma è un campo sportivo al momento, un campo da calcio, però possiamo agevolare, trovare quelle formule di collaborazione con gli enti per fare in modo di portare maggiori investimenti. Stiamo portando avanti, come insieme agli altri comuni, anche il piano delle acque. Abbiamo dei grossi problemi di allagamenti ad Adria e servono investimenti importanti, e Adria sono convinto che nei prossimi futuro, come tanti altri comuni, porteranno a casa dei soldi per evitare che queste situazioni di allagamento, che ormai coi tempi che corrono, quando piove vediamo che l'acqua non riesce più a defluire, perché ormai ci sono eventi burrascosi, e Adria, come tanti altri comuni, stanno portando avanti queste opere che servono ormai ai cittadini. La visione futura deve essere, e ritorno a dire prima, come dicevo prima, di collaborazione, perché anche con gli altri comuni, se si pensa che ogni comune possa fare da solo tante cose, non è più possibile. Quindi gli enti sovracomunali saranno fondamentali. Certo. Nel lavoro d'insieme. Tu sei presidente anche dell'Atto, giusto? Sì. Leggevo sul Gazzettino, e quindi insomma anche i nostri radioascoltatori l'avranno fatto come insomma tutti noi, e ho visto che per il futuro insomma c'è un aumento di quella che saranno si troverà un aumento sulle bollette dell'acqua, no? Sì. E questo come mai? Allora cerco di spiegarlo brevemente. È anche oggetto di un'interrogazione non solo in comune ad Adria, ma anche di altri consigli comunali. Okay. La spiegazione tecnica che leggerò in comune, in consiglio comunale, è abbastanza importante, è lunga, certo, ma è una cosa praticamente tecnica. Le tariffe, soprattutto nel settore idrico, servono per ritornare gli investimenti che il gestore fa dal punto di vista infrastrutturale. Traduco: Acque Venete in questo caso negli ultimi anni ha fatto moltissimi investimenti. Se pensiamo dopo Acque Potabili che avevamo ad Adria, poi Polesini Acque e poi Acque Venete con la fusione col CVS, Acque Venete ad oggi investe circa 5 volte i soldi che investiva Polesini Acque nel territorio. Cosa vuol dire? Che non c'era solo faceva praticamente solo la sistemazione delle rotture, quindi andava ad aggiustare dove si rompeva. Qua vengono fatti degli investimenti importanti. Uno su tutti, il famoso tubone che il Save, che poi passa qua per Cavarzere, diciamo, e va fino ad Adria, serve l'acqua a tutto il delta e alla zona di Adria fino al Medio Polesine. È stata inaugurata proprio ieri anche il lavoro della nuova condotta idrica che va a servire 7 comuni in Alto Polesine. Questi investimenti devono essere ritornati, perché altrimenti non si riesce a fare investimenti se Acque Venete non avesse soldi per farlo. La normativa ARERA prevede proprio che
le tariffe vadano a coprire gli investimenti fatti dal gestore. Ora, le tariffe negli ultimi anni, se vi ricordate 2020, 21, 22, addirittura sono state a aumento zero, non ci sono stati aumenti perché l'inflazione era zero. Poi l'inflazione è andata anche a doppia cifra, se vi ricordate post-Covid l'inflazione è a doppia cifra. L'inflazione che va a doppia cifra anche quando si va a prendere una pista è aumentata, perché è aumentato tutti i costi sono aumentati i costi di qualsiasi tipologia di lavorazione, così come sono aumentati i costi per fare i lavori sui tubi dell'acqua. Quindi il gestore, per fare una serie di interventi, ha bisogno di un ritorno economico. Ecco che allora, come è aumentato il gas, è aumentato anche per altri motivi legati alla guerra, insomma, all'Ucraina, però tutti i costi, anche solo, ripeto, mangiare una pizza con 20 euro si andava prima del Covid, adesso con 20 euro no, si fa fatica. Perché l'aumento dei costi di gestione delle pizzerie è caduta, insomma, viene ribaltata sui prezzi. Stessa cosa le tariffe, servono a ripagare gli investimenti che fa Acque Venete. Un ritardo però nella tariffa di 2 anni, perché la tariffa con il nuovo metodo di calcolo del MIT ha un calcolo, diciamo così, in ritardo di 2 anni rispetto agli investimenti. Viene rivista ogni 2 anni, su una base di 6 anni, ogni 2 anni si rivede la tariffa e non può andare, ma questo lo prevede la legge, più basso l'aumento rispetto a quello che serve per tirare sui soldi per pagare gli investimenti del gestore. Tutto ciò in una doppia ottica per avere un'acqua di miglior qualità. Infatti ad oggi stiamo quasi dismettendo tutte le centrali di prelevamento, di captazione, diciamo, dell'acqua dal Po, perché è molto molto inquinato il Po rispetto ad altre fonti, e si va a creare una maglia, una rete con il sistema idrico regionale, tale per cui l'acqua arriva di miglior qualità. Arriva, infatti, questa arriva dalle zone, diciamo così, meno inquinate rispetto al Po. Infatti il Po viene abbandonato, l'Adige è un po' meno inquinato, però noi viviamo in una terra tra 2 fiumi che hanno bisogno invece di essere bypassati, ecco, da questo punto di vista qua, della lavorazione, perché poi la captazione dell'acqua nel Polesine, cioè se vai a prendere l'acqua nel Po, hai bisogno di una lavorazione molto importante per portare la potabilizzazione, e poi anche il trasporto dell'acqua. Ecco, noi paghiamo, il nostro territorio paga una conformazione particolare, è pianeggiante e quindi l'acqua non va per caduta, per gravità, e quindi devi portarla, devi pomparla e spingerla, quindi hai dei costi di energia che sono aumentati. Le centrali di potabilizzazione e anche i depuratori hanno aumentato le spese di energia in maniera esagerata. Ovviamente ha avuto il raddoppio delle bollette energetiche, e poi per portarla anche all'ultima casa di Pila hai bisogno di far chilometri per servire una famiglia, cose che magari in centri più, dove hai una maggior densità di popolazione, il Trevigiano, fai molto prima, perché con un tubo che passa in centro a Treviso, piuttosto che servi migliaia e migliaia di famiglie, cose che invece nei nostri comuni, che sono piccoli e distanti, fai fatica. Ecco perché c'è stato questo aumento importante. Tenete presente però che noi paghiamo l'acqua mediamente più bassa rispetto agli altri province del Veneto, siamo nella media, diciamo così, e è anche molto più bassa rispetto al resto d'Europa. Perché nel passato il resto d'Europa ha fatto molti investimenti e hanno dovuto ripagarli con tariffe molto più alte. Noi stiamo un po' in ritardo, ecco, su questa cosa qua, però stiamo rincorrendo. Comunque l'aumento è dovuto fondamentalmente all'aumento dei costi e all'inflazione. L'inflazione è il fatto, insomma, di questi lavori fatti per migliorare la rete idrica, che ci siano meno perdite e l'acqua migliore. Certo. Dopo c'è da dire che il servizio idrico è un servizio che funziona molto bene. Se voi pensate, quando c'è una rottura, nel giro di qualche ora intervengono subito e sistemano, cose che magari in altri servizi, vedi Telecom, quando c'è stata la famosa nevicata, sono caduti i pali, sono stati 6 mesi senza internet. Ma quella è un'altra cosa, diciamo, no? Nel senso, non è più considerato servizio pubblico. Sì, diciamo. Esatto, poi soprattutto l'acqua. Insomma. Non parliamo dei rifiuti, che è servizio pubblico, ma certo, rimango sull'acqua, quindi in questi lavori che miglioreranno, insomma, la rete idrica, perché riprendo questa cosa, volevo chiederti, come comune, perché poco tempo fa penso che tu abbia letto dei dati di Greenpeace che ha divulgato insomma quote abbastanza importanti di PFAS anche ad Adria e nel nostro territorio. Lo dicono loro attraverso, insomma, dei dati che sono inconfutabili, fatti da chi di dovere, ecco, mettiamola così. Adria che posizione sta prendendo nei confronti di PFAS? E qui ci ricolleghiamo al discorso dell'impianto di Loreo, eccetera.
come si sta muovendo Adria su questa cosa per la salute pubblica? Come tutti gli altri comuni, nel senso che noi con gli enti preposti, in primis il gestore Acque Venete, che fa, non vorrei dare dati sbagliati, ma credo siano circa 6.000 campionature all'anno di tutte le acque che ha Acque Venete, che tra l'altro è il soggetto leso della famosa vicenda Miteni. La famosa vicenda Miteni, Acque Venete è un soggetto leso che infatti ha fatto la richiesta di rimborso danni di risarcimento danni di 11 milioni e mezzo solo Acque Venete, perché ha avuto dei danni enormi poi per potabilizzare l'acqua. Insomma, sui PFAS noi ci affidiamo a quelli che sono i soggetti preposti in questo caso alla potabilizzazione e agli enti preposti al controllo, quindi ARPAV in primis, l'Istituto Superiore di Sanità, quindi le ULS, e poi i controlli che devono essere fatti a monte in questo caso, certo, quando ci sono aziende che si insediano o anche aziende esistenti che modificano i processi produttivi, per quello che riguarda il VIA, le VAS, tutte le varie valutazioni. Sì. No, la posizione nostra di certo, estrema cautela e attenzione quando abbiamo queste richieste di insediamento, per quanto, ripeto, di nostra competenza, poi interviene certo, la regione, la provincia. Sì, ma su questo, ma io mi spiego meglio, riformulo un attimo la domanda. Iniziative intendo dire, per esempio, perché insomma seguo quelli che sono i verbali della conferenza dei sindaci, no? E stiamo parlando di un organismo in cui fanno parte insomma tutte le amministrazioni dell'USL, 5 Polesana, no? Quindi anche Adria, che è divisa, no, in due, distretto 1 distretto 2, esatto. Distretto 1 era l'ex ULS 18, distretto 2 volevo dire, c'è l'iniziativa di portare in conferenza dei sindaci la problematica dei PFAS? Guarda, devo essere sincero, non è una questione che seguo direttamente, non ho la delega a seguire le ULS. So che i sindaci si muovono molto con gli enti preposti, ripeto, quindi ULS da un lato, ARPAV dall'altra, e Acque Venete che poi è il gestore, che poi quello è il soggetto veramente più abilitato a seguire queste fasi qua. Noi abbiamo un'acqua, per fortuna nostra, è vero che i PFAS sono presenti in natura ovunque, ormai ovviamente la famosa soglia di tollerabilità che va controllata, cioè sotto una certa soglia non c'è nessun problema sopra la certa soglia. Tornando ai dati, no, fatti da Greenpeace, e quindi la conferenza di sindaci è un atto politico, perché tutti i primi cittadini, no? Sì. Quindi in quella riunione, diciamo, i dati, vedi ARPA, vedi gli enti preposti a fare le analisi, eccetera, no? Vedi Acque Venete, eccetera. C'è questo volere di portarla in questa riunione a livello politico e prendere una posizione? Perché qualcuno la deve portare. Sì. Adria la porterà? Allora, per quanto riguarda la salute dei cittadini, noi siamo i primi a portare alla massima attenzione tutte le problematiche, comprese quelle dei PFAS, e sono sicuro che i miei colleghi di giunta e il sindaco che partecipano alla conferenza dei sindaci queste le porteranno. Se saranno poi, ci sarà bisogno di fare qualsiasi attività, noi saremo i primi in prima linea, insomma, cioè, alla salute dei cittadini non si può non stare attenti, anche perché siamo noi stessi per primi cittadini, abbiamo i bambini, ce l'ho anch'io, una bambina di quasi 5 anni alla quale devo dare la massima attenzione e il miglior futuro, e quindi deve essere assolutamente in un contesto non solo vivibile, ma dobbiamo pensare a loro, cosa lasciamo a loro. È una bella responsabilità, Federico. Insomma, dai, diciamo che ce la faremo, a tutti quanti hanno messo al mondo figli, dai, un po' alla volta. Sì, anche la mia è un po' più grande della tua, ma è a lei e a loro che devono lasciare, esatto. Ma su questo io vedo che c'è un cambio, non di tendenza, c'è una maggiore attenzione, sempre maggiore da parte degli enti. Forse una volta negli anni, qualche decennio fa, si stava molto meno attenti a queste cose qua. Ora, anche parlando di PFAS, le soglie di diciamo così, attenzione sono state abbassate molto, una volta erano molto più alte, poi si sono abbassate, perché poi gli studi fanno vedere esattamente come si evolve la questione. La questione dei PFAS è una questione molto complessa ed è difficilmente risolvibile. L'avete visto, che ha avuto modo di sentire anche le serate del comitato, insomma, ma è un problema anche delle interviste generale che va risolto, secondo me, a monte, anche evitando che ci siano certi insediamenti che poi rischi di non riuscire a controllare. Quindi la domanda sorge spontanea, Federico. Io ti richiamerò per fare il punto su tutto quello che abbiamo parlato, perché siamo andati veramente lunghi. Siamo andati lunghi, abbiamo trattato tante tematiche. Tante cose, ma erano... Non abbiamo trattato una questione che secondo me adesso come adesso è quella di ecoambiente, di gestione dei rifiuti della provincia di Rovigo, che ad oggi vede un punto di svolta a breve. Insomma, questa settimana
se ne riparla, si ritorna c'è l'assemblea dei sindaci che decide se porteranno avanti l'impianto di biodigestione di Sarzano. Adria ha dato secondo noi, ma non solo secondo noi, la maggioranza dei sindaci, ma anche le analisi fatte dalle due diligence, quindi le analisi che sono state fatte dal punto di vista tecnico, economico e finanziario, fanno vedere che quel progetto votato dai sindaci ormai 4-5 anni fa è un progetto che non è più al passo con i tempi. Un po' datato, diciamo. È datato, è stato pre-Covid, diciamo così, pre-aumento dei prezzi. Diciamo che 20 milioni forse per fare quell'impianto oggi non bastano più. Non c'è più il tempo, perché in un anno da oggi deve essere ancora fatto il progetto esecutivo, perché oggi non manca l'esecutivo. Va fatto quindi l'esecutivo, va messo a gara, va fatto l'impianto, va collaudato, va messo in funzione e sarà impossibile. E come ho detto in più occasioni anche dei tuoi colleghi che mi chiedevano la posizione di Adria, diciamo che generalmente io sono uno che non sono mai fermo al cambiare idea. E quando uno si fossilizza che la sua idea è giusta ed è sempre giusta, sbaglia, perché le posizioni cambiano anche in base ai contesti storici e anche i dati oggettivi. Quando cambiano i dati, sì. Perché ci sono dei dati ad oggi il servizio di raccolta rifiuti ad Adria e provincia di Rovigo va bene o va male, migliora o peggiora? I cittadini ci rispondono da soli. La tariffa aumenta, perché anche il discorso della tariffa sui rifiuti è molto più complessa rispetto a quella dell'acqua. Però generalmente, mentre la tariffa dell'acqua ha avuto un appiattimento, poi si risente molto dell'inflazione, che è molto più piatta. Quella dei rifiuti anche a inflazione zero aumentava tantissimo, perché era il costo di gestione del sistema che era esorbitato. Infatti secondo me va rivisto. E sulla questione ecoambiente, quindi rifiuti a provincia di Rovigo, serve veramente un cambio di passo da parte di tutti, slegato da indicazioni politiche. L'ho già detto, cioè sui giornali si legge un partito dice andiamo avanti, l'altro partito dice ferma. Qua ci sono degli amministratori, abbiamo delle amministrazioni miste, dove a volte alcuni partiti che hanno un accordo su un comune non ce l'hanno nell'altro comune, quindi ecco, il fatto di un partito sì, un partito no, secondo me svia l'analisi deve essere tecnico, economico, finanziaria e di opportunità, non solo opportunità di soldi, ma opportunità per la nostra comunità. Se succede che a Bologna, ma non solo a Bologna, ma in altre regioni, stanno tornando indietro dal porta a porta, stanno un po' facendo dei passi, perché hanno visto che quel sistema lì magari può essere sulla carta positivo, ma dal punto di vista fattivo aumenta i trasporti, aumenta i camion, aumenta l'inquinamento, aumenta i costi, e forse c'è bisogno di fare in modo che la gente che adesso ormai ha imparato a fare la differenziata la faccia non più in casa da sola e metta fuori il bidoncino. Possiamo trovare quelle aree dove mettere. Certo, c'è bisogno comunque di una presa di posizione anche politica, perché questo aiuterebbe anche a far affezionare quelli che si sono disaffezionati e vadano al voto, perché poi noi paghiamo, secondo me i cittadini, cioè chi fa l'amministratore locale, io lo faccio ormai da un po' di anni e io dico sempre è un po' come un soldato al fronte, no? È in prima linea e vedi i problemi della battaglia che sta portando avanti da dentro la trincea. Forse ci sarebbe bisogno di capire che non tutti quelli che fanno politica si trovano, uno, nelle stesse condizioni e due, hanno lo stesso spirito, perché magari chi è in prima linea ha uno spirito diverso veramente di sacrificio come abbiamo noi ci troviamo nelle manifestazioni a dare la mano a smontare, a montare le strutture, a spostare le transenne. Ma c'è bisogno che comunicate un po' di più La comunicazione in politica è importante, a volte la comunicazione supera il contenuto e questa cosa qua secondo me va un po' dato un cambio di tendenza. Se il contenuto è fondamentale, a volte la comunicazione tende a essere molto veloce e non dà tanto contenuto. Adesso vedo però che negli ultimi anni stanno cambiando le cose e chi si avvicina alla politica deve ritrovare quella passione per la cosa pubblica, no? Quindi stai dicendo che la prossima volta che ti invito vieni di nuovo in radio? Ma io se c'è bisogno, io quando si parla di politica sono sempre più la linea. Mi piace, è una cosa che mi muove, una passione che mi muove e lo faccio perché ho sempre creduto che fare qualcosa per la comunità sia un bene di tutti, no? È bene che tu lo comunichi attraverso Radio International, quindi ai nostri radioascoltatori. A disposizione. Grazie Federico, auguro a te, grazie per tutto questo, per questa grazie a voi per la lunga intervista. Ritornerai perché l'hai promesso pubblicamente, vero? Me l'appunto già. Ecco, faremo il punto su tutto quello che abbiamo già detto e quello che sarà insomma la visione futura dell'amministrazione, e con questo auguro a te e ai nostri radioascoltatori una buona giornata. Grazie mille a voi, saluti a tutti quanti.